benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. I migranti trattenuti nel 2018 a bordo di una nave dalla Guardia Costiera nel porto di Catania dovranno essere risarciti dallo Stato italiano. Lo ha deciso la Corte di Cassazione. Scoppia la polemica fra governo e magistratura. Sanitari bersaglio al Villa Sofia, medico aggredito da un paziente che pretendeva la modifica del referto di un suo ricovero dopo un incidente stradale. Un altro caso a Bagheria e intanto arriva la condanna per un uomo che nel 2020 aggredì una dottoressa Polizzi Generosa. Messina, svoltano l'inchiesta sulle 7 morti sospette all'ospedale Papardo. Le valvole impiantate sui pazienti non avevano difetti. L'ipotesi principale è quella di gravi infezioni batteriche nelle sale operatorie nei reparti. Attese nuove perizie. Maltempo in Sicilia, pioggia e temperatura in picchiata un po' ovunque. La zona più colpita è la costa ionica. Da domenica atteso un miglioramento. Pattumiera Catania, oltre alla spazzatura, abbandonate montagne di paraurti e pneumatici in disuso. Il loro smaltimento richiede costi e i controlli scarseggiano. Catania, il ministro della cultura Giuli visita la Porta delle Farfalle nel quartiere di Librino. Accompagnato dal mecenate Antonio Pressi e dal sindaco Trantino, ha voluto percorrere il muro di cemento divenuto opera d'arte che vuole dare luce alla periferia. Poi il calcio per le siciliane, vigilia di campionato, trasferta a Marassi per il Palermo contro la Sampdoria. In C domani il Catania atteso dalla sfida sul campo del Latina. Intanto la Procura federale ha inflitto 4 punti di penalizzazione al Messina. Bentrovati dunque, bufera politica fra governo e magistratura dopo che la Corte di Cassazione ha stabilito che i migranti trattenuti nel 2018 a bordo di una nave della Guardia Costiera nel porto di Catania dovranno essere risarciti dallo Stato italiano. Manlio Viola. È scontro a tutto campo dopo che la Corte di Cassazione ha stabilito che lo Stato italiano dovrà risarcire i migranti rimasti per 10 giorni sulla nave della Guardia Costiera Diciotti in rada nel porto di Catania nel lontano 2018. Una bufera politica, ma anche e soprattutto un nuovo scontro fra governo e magistratura. Mentre sui social scatta l'ira della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che parla di principio applicato dalla Cassazione assai opinabile e di decisioni che allontanano i cittadini dalle istituzioni, a risponderle è la segretaria del PD, Ellis Klein, per la quale la Cassazione è l'ultimo grado di giudizio e non cambia in base all'umore della Premier. Ciò che allontana i cittadini dalle istituzioni, aggiunge, è una sanità pubblica presa a picconate dai tagli del suo governo, i salari da fame e il quasi miliardo di euro dei contribuenti buttato in Albania per costruire prigioni vuote. Ma la tensione sale anche quando a intervenire il ministro Salvini, che parla di decisione indegna e che a pagare dice siano i magistrati, parole che non vanno giù alla prima presidente della Corte di Cassazione Margherita Cassano, che parla di insulti inaccettabili che mettono in discussione i fondamenti dello Stato di diritto. Sullo sfondo la vicenda del cittadino eritreo che era su quella nave e che ora vive nel Regno Unito, che sottolinea di non volere i soldi del risarcimento, ma soltanto giustizia per i torti subiti. Aggressioni ai medici, 2 episodi, uno a Villa Sofia e l'altro a Bagheria. Intanto arriva la condanna per un uomo che nel 2020 aggredì una dottoressa nella Guardia Medica di Polizzi Generosa. Marco Gullà. Ancora aggressioni nei confronti dei medici, la prima a Villa Sofia, dove un uomo di 54 anni ha aggredito un medico perché pretendeva che modificasse il referto di un suo ricovero dopo un incidente stradale. Per questo gli agenti della polizia lo hanno denunciato. Il 54enne avrebbe lanciato contro i medici alcuni oggetti che si trovavano sulla scrivania. L'altra aggressione al presidio territoriale di emergenza di Bagheria, in provincia di Palermo. Un uomo di Ficarazzi, di 63 anni, ha colpito un medico in servizio, provocandogli alcune escoriazioni. Sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato l'aggressore denunciandolo per lesioni. Intanto il giudice della sezione penale del Tribunale di Termini Imerese ha condannato a 1 anno e 7 mesi senza sospensione condizionale l'uomo responsabile dell'aggressione ad una dottoressa avvenuta il 26 febbraio 2020 nella Guardia Medica di Polizzi Generosa. La sentenza è stata pronunciata oggi. Nel corso dell'aggressione era stato coinvolto anche il padre
ordine della dottoressa, che si trovava nella saletta di riposo dell'ambulatorio per garantire maggiore sicurezza alla figlia. Durante il turno l'uomo era stato minacciato, spinto violentemente e aveva riportato la frattura di 2 costole dopo la caduta. A Messina svolta nell'inchiesta sulle 7 morti sospette al Papardo. Da una prima perizia risulterebbe che le valvole non avevano difetti. Cresce quindi l'ipotesi dell'infezione batterica. Francesco Triolo. Le morti nel reparto di cardiochirurgia dell'ospedale Papardo non dipendevano dalle valvole impiantate nei pazienti, che erano perfettamente funzionanti, non avevano difetti di alcun genere. Dalle indiscrezioni delle risultanze di una delle tante consulenze che il pool di magistrati ha affidato nell'ambito dell'inchiesta sulle morti sospette, fa svoltare tutto verso la componente batterica del caso. La consulenza dell'ingegnere biomedico Antonietta Perrone, responsabile dell'unità operativa di ingegneria clinica e tecnologie sanitarie del Policlinico Federico II di Napoli, riguarda sia il reparto di cardiochirurgia che la terapia intensiva post-operatoria, e sarebbero stati esclusi malfunzionamenti o difetti di fabbricazione delle valvole. E allora la principale ipotesi, seguita adesso dai magistrati, è quella delle gravi infezioni batteriche che poi hanno portato i pazienti alla morte. Un'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio ed affidata alle sostitute Anna Maria Arena e Alice Parialò, che adesso attendono che vengano depositate in procura le altre perizie che riguardano proprio l'ipotesi di infezione batterica. Su questo aspetto c'è già un primo responso parziale di un laboratorio specialistico di Catania, che al Papardo ad ottobre aveva effettuato i primi rilievi nelle sale operatorie e in altri reparti. In quel primo rapporto gli esperti, sintetizzando, avevano rilevato la presenza di acqua contaminata, rubinetti senza filtri e strumenti non sterili nelle sale operatorie, che erano state poi sottoposte a sequestro dai carabinieri dei NAS il 23 novembre scorso e sono state dissequestrate solo a gennaio. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto per un chirurgo vascolare dell'ospedale civico e un cardiologo e emodiamista di Villa Sofia Cervello di Palermo, un funzionario del civico e un imprenditore palermitano che si occupa di forniture sanitarie. La decisione spetta al GIP, che ha già fissato gli interrogatori preventivi. L'inchiesta sulla sanità a Palermo va avanti dal 2022 e ora giunge al momento della richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere. I reati ipotizzati sono corruzione e turbativa d'asta. L'indagine è su presunte tangenti per spingere un prodotto sanitario piuttosto che un altro. E ancora una morte bianca in Sicilia. Un trentenne, Denis Agnello, titolare di un'azienda, è morto a Palermo in contrada Molara, schiacciato dal mezzo che stava guidando e che si è capovolto all'interno della ditta di lavorazione di profilati e alluminio. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118. Cambiamo argomento, parliamo del maltempo in Sicilia. È arrivato come da previsioni, ma dovrebbe durare poco. Già da domani previsti miglioramenti e domenica torna il sole. Orazio Longo. Sicilia sotto l'occhio del ciclone, non è un modo di dire. Il maltempo ha coperto la nostra isola con un'allerta arancione che si è puntualmente verificata. Pioggia un po' ovunque, da Agrigento a Ragusa, da Trapani a Siracusa. La zona più colpita, come da previsione, la costa ionica, dove sono rimaste chiuse le scuole. Temperatura in picchiata con precipitazioni di forte intensità. Una perturbazione che arriva dal Nord Africa associata alla bassa pressione. Questa perturbazione già in queste ore ha dato luogo alle prime piogge moderate e continue, anche a dei rovesci che hanno interessato soprattutto la parte del Ragusano, il Siracusano orientale, dove già sono caduti fino a 40-50 mm di pioggia nell'arco di poco più di 12 ore. Problemi si sono verificati nella circolazione stradale del Messinese e del Trapanese. Sulla Palermo-Sciacca le automobili hanno dovuto transitare a passo d'uomo per la fitta nebbia e la pioggia incessante. La nuova cartina della Protezione Civile parla di allerta gialla nella sola costa ionica per le prossime ore, ma il tempo migliorerà domenica. E la rabbia degli agricoltori della piana di Gela, lasciati a secco nonostante le piogge di quest'anno. Milioni di metri cubi d'acqua sversati in mare per l'incuria della politica e protesta. Lorena Dolci. Quella che vedete è l'acqua sversata a mare dalla diga di Sueri.
Ovviamente dal 19 ottobre a oggi la Regione non ha fatto niente nonostante tutto l'emergenza nazionale. Ecco lo spreco che fa indignare gli agricoltori della piana di Gela, che assistono da mesi impotenti alla perdita di milioni di metri cubi d'acqua. A documentarlo nella Sicilia assetata è Enzo Giudice, uno dei 670 agricoltori dell'associazione Santa Maria, che con l'estate alle porte è sul piede di guerra. Visto che da 3-4 anni non possiamo irrigare, fino a stamattina, ieri, tutti i giorni, dal 20 ottobre che si sversa acqua al mare, lo devo dire ai signori che mi hanno mandato le carte delle quote fisse. Io quote fisse non ne pago. La quota fissa è una tassa, è un servizio. In questi 4 anni il Consorzio 5 di Gela l'avete dato il servizio? Ad accrescere la rabbia degli agricoltori anche il fatto che i 4 invasi della zona restano vuoti a causa della rottura di una tubazione. La riparazione, denunciano gli agricoltori, costerebbe poche migliaia di euro, ma né il consorzio né la regione risolvono il problema, lasciando decine di aziende a secco. Le nostre dighe sono vuote e rimarranno vuote per poi magari raccontarci che il problema è perché non piove. Questa non è desertificazione climatica, ma è desertificazione politica. Il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, intende avviare un'azione legale per il risarcimento dei danni provocati agli agricoltori dal parziale svuotamento della diga Trinità di Castelvetrano. E questa era una notizia, parliamo di un'operazione antidroga a Catania, uno spacciatore arrestato con 37 kg di cocaina in casa, l'uomo tradito dal via vai degli acquirenti. Emanuela Corsi. 37 kg di cocaina nascosti in un baule, alcuni, come vediamo nelle immagini, confezionati in modo identico, hanno fatto scattare le manette per un catanese di 45 anni. È stato il continuo via vai di persone che entravano e uscivano da un condominio di Catania ad insospettire le forze dell'ordine durante un'operazione antidroga, che ha permesso di scovare il pusher accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A eseguirle i falchi della squadra mobile che hanno monitorato lo stabile, individuando il sospettato che abita al quinto piano del palazzo. I poliziotti hanno atteso che uscisse di casa, lo hanno fermato e trovato in possesso di un panetto di cocaina dal peso di 1 chilo. Durante una perquisizione nella sua abitazione, gli agenti hanno trovato in un baule del ripostiglio altri panetti di cocaina, confezionati in modo identico a quello sequestrato poco prima al 45enne. L'uomo è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente e condotto in carcere. Pattumiera Catania, oltre alla spazzatura abbondante, montagne di paraurti e pneumatici in disuso. Il loro smaltimento richiede costi e i controlli scarseggiano. Il servizio di Tonino De Mana. Montagne di spazzatura, ma anche cumuli di pneumatici, paraurti e pezzi d'auto. Sulle strade di Catania non manca proprio nulla ed ogni angolo è buono per deturparlo o trasformarlo in una discarica. Nella città con la tari più alta d'Italia le immagini che vi proponiamo hanno il sapore della beffa ed offendono la dignità dei cittadini onesti, quelli cioè che pagano fior di quattrini per la tassa sui rifiuti. Da Picanello a Faro Biscari, senza contare le disastrate periferie, si getta di tutto e la parte del leone la fanno i rifiuti cosiddetti speciali. Via dello Strettoio, che fino a qualche anno fa ospitava alcuni assessorati del comune di Catania, è il simbolo del degrado, con una strada senza uscita trasformata in un'enorme pattumiera. La pioggia ha spento gli ultimi fuochi, visto che qualcuno ha incendiato mobili e cataste di legname, un vile gesto per completare l'opera e magari cancellare qualche traccia. Ben visibili cataste di pneumatici e paraurti di tutte le marche e di tutti i colori, segno evidente che gommisti e carrozzieri, non sappiamo se della zona, trovano più facile sbarazzarsi di questa tipologia di rifiuto piuttosto che affidarsi a ditte specializzate per lo smaltimento, che ovviamente ha dei costi. Stesso scenario nei pressi del campo scuola di Picanello, anche qui si notano decine e decine di pneumatici. Lo smaltimento è obbligatorio per legge dal 2011 ed in realtà già l'acquisto di un treno di gomme nuove si paga un costo aggiuntivo di 10-12 euro, ma quelle vecchie dove finiscono? Qualcuno a Catania effettua controlli seri in materia? Sulla base di queste immagini lasciamo voi interpretazioni e risposte. Alla vigilia dell'8 marzo l'INPS ha comunicato l'aumento da 400 a 500 euro al mese per un anno del reddito di libertà per tutte le donne vittime di violenza con o senza figli in condizioni di povertà. Molte le donne aiutate a Ragusa dalla Casa delle Donne, altre sono in attesa. Veronica Barbarino.
Ci sono battaglie che si combattono all'interno delle mura domestiche e non sempre casa è un rifugio sicuro. A molte donne lasciare tutto e ricominciare da zero, spesso senza soldi e un supporto familiare, spaventa. Fare il primo passo però è sempre possibile, anche grazie al reddito di libertà. Alla vigilia dell'8 marzo l'INPS ha comunicato l'aumento da 400 a 500 euro al mese per un anno per tutte le donne vittime di violenza, con o senza figli, in condizioni di povertà, seguite da centri antiviolenza riconosciuti e servizi sociali. La Casa delle Donne di Ragusa, lo sportello antiviolenza, in rete con Work in Progress, che è il centro antiviolenza di Floridia, noi siamo insieme, abbiamo aiutato 10 donne ad avere il reddito di libertà. Già questo nel 2022. Adesso ce ne sono altre 7 che aspettano di riceverlo. Le condizioni necessarie per richiedere il reddito sono avere effettuato la denuncia di violenza, essere venute al centro antiviolenza. Infatti è proprio il centro antiviolenza che prepara le domande. Poi vengono portate al comune, i servizi sociali fanno l'altra loro parte e poi viene mandato al Ministero. Il reddito di libertà è una misura compatibile con altre forme di sostegno e può rappresentare una possibilità reale di riprendersi la propria vita. Una cosa importantissima è stata la convenzione fatta poi con l'INPS. Il datore di lavoro che prende come lavoratrici una di queste donne viene sgravato dalle tasse per l'impiego. Un ulteriore aiuto quindi per costruire un futuro migliore. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha visitato la Porta delle Farfalle, l'opera voluta dal mecenate Antonio Presti come momento di rilancio del quartiere di Librino a Catania. Daremo il giusto rilievo e la giusta importanza a questo luogo, ha detto Giuli, il servizio di Orazio Longo. Che siamo di fronte a un luogo di straordinaria importanza, un luogo sacro. Un luogo sacro, in cui la bellezza diventa la cura dell'anima. Il maltempo non scoraggia il ministro della Cultura Alessandro Giuli, che è arrivato a Catania non perde l'occasione per andare a visitare la Porta delle Farfalle nel quartiere di Librino. Accompagnato dal mecenate Antonio Presti e dal sindaco Enrico Trantino, il ministro ha voluto percorrere il muro di cemento dell'asse dei servizi, oggi diventato il progetto visionario che vuole dare luce alla periferia. Quello che si farà sarà dare il giusto rilievo, la giusta importanza a un posto del genere, dove la periferia davvero diventa la grande madre che si cura delle persone che ci abitano. La Porta delle Farfalle è la più grande scultura al mondo in bassorilievo ceramico, un'opera lunga 1,5 km, realizzata da oltre 5.000 studenti e 10.000 bambini, più 50 tra artisti e architetti selezionati dalla Fondazione Fiumara d'Arte. Un'agenzia educativa e spirituale per tutti gli abitanti della periferia catanese, così come voluto da Antonio Presti, ideatore e presidente della Fondazione, che ha sottolineato come la presenza del ministro rappresenti un segnale di grande rispetto verso il quartiere. Oggi, ha detto Presti, vogliamo donare queste opere all'amministrazione comunale, alla regione e al ministero affinché possano continuare ad alimentare quella democrazia della luce che dal basso è stata costruita con innocenza. E adesso una pausa, tra poco il calcio. Bentornati al TG Sicilia, siamo al calcio, vigilia di match per il Palermo che domani al Marassi sfiderà la Sampdoria. Dionisi in sala stampa, faremo una grande partita. Marco Gullà. È una di quelle sfide che in Serie A valeva anche la Champions League, due nobili decadute, così vengono definite Sampdoria e Palermo, che domani si sfideranno a Marassi alle 17:15. Andamento lento per i blucerchiati, lontani dalle posizioni che contano. I rosanero invece vengono da 2 vittorie consecutive e domani cercheranno per la prima volta in campionato il terzo successo di fila. Non c'è classifica che tenga, ora ci sono le motivazioni, la volontà, le qualità, poi è auspicabile mettere dentro la personalità che abbiamo nella partita prossima, poi non so dirti quanto riusciremo a fare. Io sono convinto che faremo partita vera e faremo partita per ottenere il massimo. Questo è quello che vogliamo fare. Poi riuscirci dipende anche da noi, non solo da noi ma tanto da noi. Sarà una partita sicuramente molto diversa dalla partita dell'andata e sicuramente molto diversa dalla partita precedente.
Dionisi lo ha confermato in conferenza stampa, ci saranno novità rispetto alla formazione schierata contro il Brescia. Out c'è Caroni per squalifica, ma anche Nicolau non è al top, potrebbe giocare Blen in difesa. Rientra Brunori, torna a disposizione anche Henry, l'infermeria è praticamente vuota se non si considerano i lungodegenti. Di Francesco potrebbe essere confermato a sinistra. In Serie C trasferta delicata per il Catania sul campo del Latina. Toscano carica l'ambiente e chiede alla squadra concentrazione per centrare l'obiettivo minimo dei play-off. Tonino De Mano. Dobbiamo restare lucidi, si può ancora risalire. Le parole di Mimmo Toscano nell'antivigilia della sfida contro il Latina caricano il Catania che dopo 3 pareggi consecutivi va a caccia dei 3 punti per riprendere il discorso playoff, obiettivo minimo della stagione ed unica strada, seppur tortuosa, per cercare il ritorno in Serie B. Con il passare delle giornate si assottiglia il margine di errore ed ogni punto, d'ora in poi, avrà un peso specifico importante. Occhio quindi alla Latina del grande ex Rapisarda, un giocatore che avrà qualche motivazione in più e che farà di tutto per dare un dispiacere ai suoi vecchi compagni e al suo ex tecnico. Latina è una squadra che nelle individualità, nei nomi, è una squadra che ha dei valori. E noi che dobbiamo limitare i loro valori ed esaltare i nostri. Attraverso cosa? L'atteggiamento e l'approccio, per questo non trazzinco in quello. Formazione sempre condizionata dal report medico, in attacco ancora Out Inglese alle prese con problemi muscolari, dopo essere stato fermato dal giudice sportivo torna Gherardi, mentre Stoppa dovrà stare fermo per scontare la seconda giornata di squalifica. Latina Catania sarà seguita come sempre da Telecolor, collegamenti sabato dallo stadio Francioni a partire dalle 14:30, immancabili commenti da studio, i messaggi e le interviste ai protagonisti. 4 punti di penalizzazione per il Messina, Taranto escluso dal campionato. Sono le decisioni del Tribunale Federale Nazionale che riscrive la classifica del girone C di Serie C. Francesco Trioli. Il Tribunale Nazionale Federale accoglie la richiesta della Procura e infligge la penalizzazione di 4 punti al Messina per il mancato pagamento entro lo scorso 17 febbraio di contributi e ritenute per il trimestre novembre, dicembre e gennaio, una decisione scontata, attesa anche se si confidava in una sanzione meno pesante. Accolta anche la richiesta della Procura per i 3 mesi di inibizione per il presidente Stefano Alaimo e l'amministratore del club Dudu Sissé. Ma il Tribunale Federale Nazionale inoltre ha ratificato l'esclusione dal campionato per il Taranto, rimuovendo di fatto a tutte le squadre partecipanti al girone C di Serie C i punti conquistati contro i pugliesi. Il Messina così perde altri 6 punti, così come la Casertana. I giallorossi sono distanti adesso 7 lunghezze dai campani, al limite della soglia per disputare il play-out. Il Catania invece perde i 3 punti guadagnati con la vittoria d'andata 5-1 e nella penultima giornata di ritorno osserverà un turno di riposo. A giovarsi dell'esclusione del Taranto nelle posizioni di vertice sono soprattutto Cerignola ed Avellino, entrambe sconfitte dai pugliesi nel girone d'andata. Sorridono anche il Trapani, che aveva pareggiato all'andata, e il Picerno, sconfitto in trasferta. Si attendono ora i provvedimenti che riguardano la Turris, il cui deferimento è arrivato qualche giorno dopo. Intanto è stato ufficializzato il rinvio a data da destinarsi di Catania Turris, in programma mercoledì prossimo e valida per la 31esima giornata. E per questa edizione di TG Sicilia è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.